Storytime, Evoluzione Radio. Ciao a tutti e ciao a tutti, pronti con Marco ovviamente, pronto anche per inoltrarvi, per proporvi questa bellissima giornata, questa bellissima proposta di giornate in sella alla bicicletta per delle belle escursioni, anzi per pedalare e divertirsi, ovviamente con questa fantastica realtà Ride and Fun, qui rappresentata degnamente da Paolo Rossi e da Federica Riosa. Che tipo di proposta di escursione, che tipo di divertimento viene qui apparecchiato metaforicamente ai nostri tavoli, lo scopriremo senz'altro breve, ma non prima come sempre di avervi invitato a visitare le nostre pagine social. Buona navigazione a tutti quanti voi. Per noi invece ragazzi, ben arrivati qui da noi. Ciao, eccoci qua, viva. Ciao a tutti. Ciao Federica, ciao Paolo. Senti Paolo, io comincerei con Federica per essere un po' il cavaliere della situazione, ci sta, va bene? Ci sta tutto. Ok, allora Federica, grazie a entrambi comunque per aver deciso di co-condurre con me, insomma, questa bellissima parentesi. Mi faresti una breve descrizione di Ride and Fun? Che cos'è Ride and Fun? Allora, Ride and Fun ad oggi è un'associazione sportiva dedicata completamente al cicloturismo e alla mountain bike. Ok. Diciamo che a noi piace valorizzare il territorio, Sì. scoprendo i nostri territori con la mountain bike, con la bicicletta. Di che territorio stiamo parlando? Stiamo parlando principalmente del Friuli Venezia Giulia. Ok, quindi fantastico. copriamo l'intera regione praticamente. Io sono dalla parte Venezia Giulia e il mio collega Paolo invece. 50-50 per fare contenti tutti, sì, certo. Certo, noi abbiamo delle bellissime realtà Sì. naturali e quindi ci piace portare le persone, condividiamo con le persone con la bicicletta a far Chiaro. conoscere la natura meravigliosa che abbiamo. Molto bene, anche per dare onore alla vostra terra, insomma, anche in Certo, questo, una continuità, certo. certo. Paolo, com'è nata l'idea di Ride and Fun? Allora, Ride and Fun è nato da una mia idea ancora in tempo di Covid, Ok? dove c'era un periodo in cui tutti avevano il desiderio di uscire, di poter andare dove non potessero andare alla fine, no? E praticamente con la problematica, tra virgolette, del fatto che non si potesse uscire dal proprio comune di residenza. Certo. Io abito nel comune di Vitodasio, che è un comune che ha un'estensione di circa 45 km di boschi e montagne. Ok. Ho cominciato a uscire con la bicicletta in solitaria con la mia GoPro e ho cominciato a pubblicare dei video su YouTube dove facevo vedere il mio territorio. I video hanno cominciato a schizzare di visualizzazioni fino a quando le persone hanno cominciato a scrivermi: ma che bello questo posto, dov'è? Ah, quando ci tornano a mollare tutti noi vogliamo venire, facci vedere Si è com'è. creato un bel dov'è. hype, sì, Esatto. certo. E a quel punto lì ho cominciato a informarmi su cosa dovessi fare per poter diventare effettivamente guida cicloturistica e poi anche istruttore di mountain bike per intraprendere un percorso professionale legato alla richiesta che si era creata appunto su YouTube. Certo, quindi da una parte abbiamo, e poi lo riprenderemo senz'altro, anche delle attività educative, ma ci sono queste proposte di escursione che vengono stilate, vengono organizzate per gambe diverse, insomma, adattandosi a coloro che magari possono già essere impratichiti, anziché chiaramente quelli che vogliono cimentarsi dall'inizio, giusto Paolo? La cosa bella di Ride and Fun è proprio questa, che oltre a offrire un'opportunità professionale per le persone che vogliono farlo di professione come me e Federica, e poi sono entrati altri 3 tecnici adesso che lavoreranno con noi per l'estate 2025. Il concetto è quello di avvicinare le persone che vorrebbero scoprire un territorio. Come? Con l'utilizzo di una bicicletta. In che modo? Non dal punto di vista della bicicletta che magari un po' si conosce così, ma cominciare a fare delle cose semplici per poi un po' alla volta andare a costruire un po' la tecnica ciclistica nel tempo che ti porta a passare da un'escursione su una pista ciclabile a un'escursione in alta montagna, Certo, per esempio, no? certo. Quindi anche costruire un po' con le lezioni dal punto di vista tecnico le persone, i clienti appunto, che un po' alla volta riconoscono in noi una figura di accompagnatore perché si sentono in sicurezza, si sentono coccolati dal punto di vista organizzativo, Senz'altro. ma anche dall'altra parte un po' alla volta crescere loro dal punto di vista tecnico per dire: oggi non posso andare sul rifugio lassù perché non ho la tecnica per andare, ma dopo 3-4 escursioni Ma che non ho oggi, fatto con certo, loro certo. ci arrivo, perché Chiaro. loro mi insegnano anche ad andare. Quindi una forma, si può dire, una forma di propedeutica al ciclismo, alla bicicletta? Assolutamente sì. Ok, fantastico. In questo caso, che tipo di itinerari prediligeresti tu, anche per persone che possono cominciare da zero? Dica.
Beh, allora, noi utilizziamo un campo molto vasto, Sì. appunto proprio perché teniamo conto che non tutti hanno già una preparazione sufficiente per affrontare determinati sentieri. Chiaro. Quindi ho la fortuna di stare nella zona del Coglio, quindi non sono percorsi difficili, la maggior parte sono anche tutte strade asfaltate, quindi non ci sono grossi problemi. Certo. E quindi i primi approcci li facciamo appunto o su percorsi ciclabili, Mhm. oppure percorsi anche un po' più impegnativi come può essere il Coglio con qualche salita, ma sempre su strade di cemento. Chiaro, cosa giusta, certo. Esatto, poi organizziamo anche per esempio giri di 2 giorni. Ok, interessante. Ciclabile, sì, Ok. facciamo anche questa nuova esperienza e quindi diciamo che siamo un po' a 360 gradi. Ecco. Certo. Paolo, gli itinerari sono già decisi a prescindere oppure si può chiacchierare, si può decidere con le persone che si prodigheranno al vostro giro che itinerario proseguire? Allora, diciamo che gli itinerari noi li Sì. li decidiamo sulla base delle richieste anche, delle persone che poi un po' alla volta diventano nostri clienti abitué. Mhm. Noi cerchiamo di fornire più o meno ogni stagione una serie di eventi programmati all'interno di date. Tuttavia abbiamo anche l'opportunità delle escursioni on demand, quindi Ok. stiamo creando un vero e proprio catalogo sul sito internet Mhm. dove le persone possono decidere un'escursione che vorrebbero fare la richiesta e dopo siamo noi come guide cicloturistiche e istruttori a valutare se effettivamente la persona è in grado di farlo. Chiaro, Ok? chiaro. E consigliare magari di non fare una cosa troppo difficile perché magari da una vacanza diventa un incubo. Ci si sente anche responsabile, insomma è giusto anche avere... sì, C'è un giusto. discorso di responsabilità Chiaro. perché come noi come figure professionali certificate abbiamo la responsabilità delle persone che accompagniamo. Chiaro, responsabilità anche di poter dare, di poter consentire uno spazio anche di puro divertimento per i bambini, Federica, nel senso che ci sono anche dei bike park, giusto? È possibile? È corretto? Sì, Ok. sì. Però in questo caso passerei la parola. Oh, senz'altro, va bene, mi Più piace. specializzato Ci in bike piace park. questa cosa estemporanea, ok. Allora, Vai. diciamo che il concetto, diciamo, del mercato dei bike park è una cosa che abbiamo cominciato a sviluppare lo scorso anno, nel senso che abbiamo capito che l'opportunità dal punto di vista commerciale e turistico che ci può essere in montagna sull'utilizzo degli impianti di risalita per trasportare le biciclette in altitudine e riscendere su questi percorsi che vengono fatti a regola d'arte secondo certe normative anche di sicurezza Mhm. permettono alla montagna di avere uno sport alternativo a quello che è lo sci nella fase estiva. D'accordo. Di conseguenza l'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di gestire la parte didattica del bike park di Tarvisio, dove abbiamo potuto insegnare proprio la pratica della mountain bike nell'ambito sentieristico a famiglie, bambini, genitori coi bambini. Abbiamo creato dei pacchetti family park chiamati, dove i genitori potevano praticamente fare questa lezione assieme ai bambini e a ragazzi, comunque a persone di tutte le età che hanno scoperto uno sport nuovo simile a quello dello sci che si può praticare con gli stessi impianti di risalita Certo. durante l'estate, no? Certo. È un progetto che per il secondo anno porteremo avanti anche quest'anno sempre a Tarvisio e lo stiamo portando anche all'interno dei vari bike park di tutta Italia. Ok. Quindi il nostro progetto Ride and Fun non è più solo una cosa che si ferma in Friuli Venezia Giulia, ma lo stiamo espandendo anche a livello proprio di figure nuove in giro per tutta l'Italia. Quando ci si prende gusto, ma soprattutto quando c'è una valida offerta alla base, comunque sì, i risultati si vedono, per cui chapeau anche per quello che fate entrambi, soprattutto anche le persone che vi supportano in questo. Da un punto di vista di progetti futuri, Federica, c'è qualcosa che magari ci puoi anticipare prima di salutarci? Allora, progetti futuri, nuove tipologie di uscite, per esempio quella dei 2 giorni, Ok. che non l'avevamo mai sperimentata quest'anno, abbiamo voluto. È una bella prova anche per voi, perché immagino. Abbiamo già Certo. avuto moltissime richieste. Ok, bene. Quindi ci siamo, Ok. l'aggiunta di nuovi collaboratori perché ci ingrandiamo e quindi c'è necessità di... Quindi persone che come voi hanno comunque il titolo di guida escursionistica. Ok, Esatto. perfetto, bene. Cicloturistica. Grazie mille, grazie. E istruttore mountain bike. Sono due figure professionali diverse che
operano in ambiti diversi ma che messe insieme creano la figura professionale ideale per il ciclo escursionismo. Sono sempre aperte le candidature per proporci. Allora, noi Ti lancio questa palla. noi in particolar modo ogni anno collaboriamo con una realtà che si chiama Scuola Italiana e-Bike, che è una scuola che ha sede a Cuneo, dove in Friuli Venezia Giulia in particolare creiamo dei percorsi formativi per dare l'opportunità nell'ottenimento del diploma effettivo, per poi dare anche l'ulteriore possibilità alle persone che ottengono il diploma di mettersi in campo ed affiancare Di avere una continuità, sì. le figure che già lo fanno di professione, e perché no, entrare come partner di Ride and Fun come figura professionale operativa. Ok, fantastico. Allora serve soltanto dare appunto un ulteriore dettaglio, o meglio i dettagli con il carta e penna alla mano. Partiamo con il www.rideandfun.com, poi la pagina Instagram Paolo e Mari and Fun, tutto quanto attaccato, pagina Facebook Ride and Fun di Paolo Ema. Ragazzi, grazie di aver portato questo vostro entusiasmo ai nostri microfoni, buon ritorno nella vostra bellissima terra, e ovviamente ovunque in Italia vi porterà questa vostra passione. Ci vediamo magari in una prossima intervista. Grazie mille, gentilissimi, e complimenti. Alla prossima. Grazie. E quindi salutando cordialmente i miei graditi ospiti Paolo Rossi e Federica Riosa del progetto Ride and Fun. Da Marco un grande abbraccio a tutti in sella, ci vediamo al prossimo incontro. Bye bye. Storytime. Evoluzione Radio.